Allora, io mi sono iscritto all'Istituto Minerario dopo aver fatto un biennio di perito tecnico industriale a Feltre per motivi di comodità, perché ispirato da una cosa che allora ci sembrava una novità, anche perché ritenuta una cosa abbastanza di nicchia. Uno dice sicuramente avrò anche degli sbocchi nel lavoro, dopodiché se mi piace tanto meglio, e quindi è stata un po' la curiosità di questa specializzazione che mi ha invogliato a iscrivermi dopo nei 3 anni successivi della specializzazione ad Agordo, e quindi mi sono trasferito settimanalmente, alloggiavo ad Agordo e lì ho fatto il corso tutto di un fiato e mi sono diplomato nel 1975. Diciamo che ha avuto molte cose positive e ovviamente anche qualche risvolto negativo, no? Però dal punto di vista professionale mi sono sentito realizzato, ho avuto dei buoni risultati, diciamo, di carriera, se vogliamo dire, no? E adesso che sono arrivato così al termine, diciamo, dell'attività produttiva professionale, se tiro delle somme, devo prendere atto che è stata una scelta molto valida. E anche per me è stata abbastanza una cosa ultra rapida, nel senso che io mi sono diplomato nel mese di luglio, a fine luglio del 75, e già all'inizio di settembre ricevetti una telefonata, sempre con l'imbeccata probabilmente dell'APIM o hanno visto i risultati, diciamo, dell'anno scolastico che era appena terminato, e sono stato convocato per un colloquio a Milano, per un colloquio di assunzione, con la prospettiva di andare ad eseguire dei lavori in Sardegna, in ingegneria civile praticamente, e niente, quindi ho fatto questo colloquio. Dopodiché c'erano gli estremi per mettersi in gioco e quindi rischiare, e diciamo che ho accettato alla prima occasione che si è presentata, e da lì sono partito, no? Anche se la Sardegna è venuta in un secondo tempo, perché nel frattempo questa impresa aveva preso delle consulenze per lo scavo di gallerie in Alto Adige, e quindi ho seguito lavori, diciamo, qui nel nord Italia. Dopodiché ho fatto anche la Sardegna, ovviamente, no? E quindi da lì sono partito, ecco. Ecco, dopo la Sardegna io sono andato, ho incominciato anche con questo spirito così di voler mettersi alla prova, sono andato all'estero, sempre con la medesima impresa, e abbiamo fatto dei lavori. Il primo mio lavoro all'estero è stato in Siria, nell'approfondimento di un fondale marino per la costruzione di nuove banchine nel porto di Tartus. E in quell'occasione ero anche con un altro collega, qualche anno più anziano di me, e abbiamo passato lì, diciamo, più di un anno a gestire queste piattaforme, e quindi seguire tutti i brillamenti, seguire tutto il dimensionamento, diciamo, delle mine che servivano per approfondire, per fare le fondazioni di queste nuove banchine, appunto, come dicevo, nel porto di Tartus in Siria. No, io l'ho presa con tranquillità, anche guardando con gli occhi di 40 anni dopo. Chiaramente ci si accorge che il rischio era anche abbastanza elevato, per una situazione sia ambientale, sia anche perché, non essendoci delle leggi precise, potevamo essere anche bersaglio di cose imprevedibili, no? Perché, cito un esempio: noi andavamo con un pick-up a caricare gli esplosivi in un deposito, in una polveriera, e senza scorta, senza niente, con questo pick-up carico di esplosivo, che era un gelatinato, quindi molto sensibile anche agli urti, attraversavamo
il paese di Tartus, la città di Tartus, entravamo nel porto dove c'era sì un presidio militare, però a livello di guardiania, non a livello diciamo di forze dell'ordine, forze di sicurezza, e fino che arrivavamo diciamo all'imbarco e dopo lo portavamo nella piattaforma. Ora anche lì lo facevamo con degli aiutanti chiaramente, no? Però alla mercé di qualsiasi malintenzionato. Io provengo da una famiglia in cui mio padre è stato anche lui emigrante e quindi sapeva già cosa volesse dire e sapesse, cioè aveva già un'esperienza vissuta per cui sapeva che l'avrei avuta dura magari, no? Però non si sono opposti. E dopo quell'esperienza dico, tanto vale continuare, no? E lì ho fatto un lungo cantiere, sempre con la medesima impresa in Arabia Saudita. Lì sono stato giù più di un anno e mezzo, tutto filato. Anche lì lavoravamo in un grosso consorzio di imprese, tra cui c'era dentro Ercole Marelli, la Ermarelli, la Sadelmi, la Genghini, eccetera. E abbiamo fatto anche lì grosse movimentazioni di roccia e ovviamente anche di terra per la costruzione di una rete di servizi che doveva servire per la città di Riyadh e per un nuovo come si può dire, centro universitario di Riyadh. Finito diciamo quel cantiere, perché il problema è quello, siccome io seguivo sempre gli scavi, che è la prima cosa che vengono eseguiti nelle costruzioni delle grandi opere, chiaramente noi eravamo i primi ad arrivare e anche i primi ad andare via. Dopo diciamo i rimasugli se li facevano localmente, ma diciamo lo scavo è il primo coso da fare, quindi noi eravamo i primi ad arrivare e i primi anche ad andare via, no? Finita quell'esperienza, sempre con la medesima organizzazione che mi avevano ingaggiato, che erano diciamo di originari svedesi, no? Sono andato in Iraq a finire, a Beji, e lì era il tempo in cui Saddam litigava con Khomeini, no? E ce la siamo vista abbastanza brutta dal punto di vista ambientale, nonostante che il nostro lavoro lo svolgessimo con la massima tranquillità e competenza, no? E lì, come ripeto, c'è stato in un'occasione abbiamo dovuto abbandonare il cantiere appunto perché abbiamo avuto delle incursioni dell'Iran nell'area. Noi eravamo a Beji, praticamente era la zona petrolifera più a nord dell'Iraq, praticamente nella zona di Kirkuk. No, a nord di Kirkuk, e lì c'era una vecchia raffineria, diciamo, parzialmente in uso e parzialmente in disuso, e la nostra opera era quella di, con questa idea strana di Saddam, di costruirne una sotterranea. E allora capirete ben che mettere una raffineria sotterranea con tutte le protezioni del caso, perché lì l'azienda madre erano degli svizzeri, la cosiddetta Ingeco Line, no? Che faceva sia da committente che da direzione lavori, avevano progettato di salvaguardare questa raffineria che doveva svolgersi completamente in sotterraneo con dei solettoni antimissile, per cui una volta fatti gli scavi venivano messe delle travature con la sovrapposizione di strati di ghiaia, di argilla, di ghiaione, in modo che facessero da materasso per attutire eventuali bombardamenti
missilistici da parte degli iraniani, perché allora la lotta era tra l'Iraq e l'Iran, no? E lì, come ripeto, c'è stato un episodio abbastanza diciamo particolare, anche abbastanza grave, perché in un'occasione hanno bombardato i nostri campi con un'incursione aerea dove i nostri campi erano ubicati tra il campo italiano dove soggiornavamo, c'era il campo degli slavi, che erano quelli che stavano costruendo il villaggio per tutti quelli che venivano dopo per montare gli impianti, per allestire tutti gli impianti di questa raffineria, che era un cantiere che doveva durare degli anni, no? E quindi c'era questa squadra, saranno stati un centinaio di slavi che dovevano allestire tutto il villaggino per i nuovi trasfertisti che sarebbero arrivati dopo di noi quando avevamo finito gli scavi. Dall'altra parte invece c'era il campo dei giapponesi, che erano quelli che dovevano seguire tutta la parte, diciamo, del controllo elettronico, e quindi erano giù per fare gli studi sia sui terreni sia su tutto, erano, diciamo, la parte più delicata sotto il profilo tecnologico di allora. E in quell'occasione abbiamo avuto questa incursione aerea da parte degli iraniani, che hanno sganciato delle piccole bombe anti-uomo, no? Fortunatamente nel nostro campo probabilmente sono state lanciate male, alcune non hanno svitato neanche la ventolina che hanno nell'anteriore per innescare il detonatore, mentre nel campo degli slavi ci sono stati, mi sembra, vado a memoria, un morto e 2 o 3 feriti in quell'occasione. E allora a quel punto hanno evacuato il cantiere e siamo tornati quando, diciamo, si era calmata un po' la situazione del momento. E l'evacuazione, nonostante che era tutto programmato, noi avevamo nel nostro campo delle ambulanze pronte, dei suburban pronti, dei pulmini pronti, perché dal momento che l'aeroporto di Baghdad era fuori uso, era chiuso, abbiamo dovuto col pullman andare in Giordania, ad Amman, quindi abbiamo attraversato tutto il deserto iracheno e giordano fino ad Amman per poter imbarcarci su un volo per l'Italia, e lì sono circa 1100 km da Beji, che abbiamo fatto guidando giorno e notte con questi autisti che si davano il cambio, e siamo ritornati. Dopodiché io sono ritornato a finire quello che dovevo finire fino alla scadenza del contratto, e quella è stata anche quella un'esperienza abbastanza unica, o quantomeno rara. Oggi vediamo ancora brutte notizie in quel senso, no? E gli italiani erano ben visti. Faccio solo un esempio che può essere alquanto significativo. Al tempo, io sto parlando, qui siamo circa nell'81-82, no? Non c'erano i telefonini, no? E lì, sì, non è che uno facesse molte telefonate, però se doveva fare una telefonata magari una volta alla settimana, quando il venerdì era festa, perché i musulmani fanno festa il venerdì, si andava nel centro di Beji, no? E lì c'era una stazione di telefono privata dove c'era un centralinista a cui si dava il numero e lui provvedeva a contattare l'utente italiano. Allora in questo piccolo ufficio, che era una stanza, sarà stata 3 volte questa, sì e no, chiaramente ci si trovava dentro magari anche 20 persone, 30 persone, perché non c'erano solo gli italiani, c'erano anche altri espatriati e c'erano anche dei locali che, non avendo il telefono, andavano lì per telefonare. E allora, morale a favola, di solito la precedenza era sempre dei locali, perché i foreigner, gli stranieri, aspettavano che fossero francesi, che fossero inglesi, che fossero italiani, aspettavano.
Se non che lì, grazie a uno che aveva più esperienza di noi e che aveva fatto parecchio estero, siccome lì avevano problemi di elettricità, sempre per questo fatto, e questo diciamo centralinista molte volte si trovava a dover far luce con una piccola lampadina da 12 volt con una batteria tipo da autoveicolo, no? Noi cos'è che si faceva? Si portava delle batterie, magari anche non molto efficienti, del nostro cantiere, magari che erano quelle di un autocarro o di una pala che davano i primi segni di cedimento, gli si portava questa batteria, allora lui, sì, giustamente in regalo, e lui dopo si ricordava che eravamo noi che avevamo portato la batteria e allora ci dava, quando che chiamava per le precedenze, ci dava magari un occhio di riguardo a noi e riuscivamo a fare una telefonata a casa o così, perché altrimenti eravamo completamente isolati. Cioè, con gli occhi di oggi esperienze del genere sono improponibili perché noi là eravamo completamente isolati dal mondo. Quando io ero in Siria, che c'è stato il terremoto nel 76 in Friuli, no? È successo che noi abbiamo sentito da un rimorchiatorista che lui magari aveva degli apparecchiatori radio più evoluti del nostro e ci disse che era venuto il terremoto in Veneto, ma in Veneto, il Veneto non è il Friuli, no? Però aveva generalizzato, ma noi l'abbiamo sentito dopo 5 giorni che c'era stato il terremoto, perché appunto le comunicazioni non c'erano, il giornale non arrivava. Io dopo dell'Iraq ho fatto altre piccole esperienze, sono stato su in Svezia così, sempre con loro a fare, però dopo diciamo che il mercato est, diciamo in quei paesi lì si è un po' ristretto perché sono subentrati i coreani, sono subentrati sudamericani eccetera che hanno un po' scalzato le imprese italiane, no? E poi per una scelta anche di carattere così familiare, l'amorosa incominciava un po' a puntare i piedi, eccetera, no? Praticamente nell'82 ho smesso di andare in giro con la valigia pesante e mi sono fermato sul mercato italiano e qua sempre all'interno ho fatto lavori un po' in tutta Italia, sempre come interventi specialistici per impiego di esplosivi e di mine. Cioè vale a dire dalla Calabria, ho lavorato tanto in Liguria, ho lavorato in Piemonte, cioè adesso ho una sfilza di cantierini fatti appunto con questi interventi. A Trieste ho fatto un grosso lavoro di demolizione. E poi come così ciliegina nella torta come esperienza, direi che forse quella unica che è stata fatta, penso che laggiù fossi solo, beh, a parte che c'erano altri periti minerari assieme a me, nell'83 abbiamo tentato per conto della protezione civile di allora, cui responsabile era il professor Berberi, la deviazione della colata lavica sull'Etna. E là è stata anche quella un'esperienza unica che è stata portata avanti. Allora era coinvolta anche l'Atlas Copco che ci ha dato le macchine per farlo e noi, come dico, uno staff di tecnici, tra cui Lennart Haberstein, io, Ripamonti, Bertoletti, abbiamo voluto fare questo tentativo sempre su indicazione e su progetto del professor Berberi della protezione civile di allora, che ha avuto anche abbastanza scalpore mediatico al tempo e che ci ha anche insegnato delle cose nuove che non sapevamo nel come controllare, diciamo, una colata lavica, che se adesso dovessimo ripetere l'esperienza sicuramente non si farebbero gli stessi errori e magari il risultato, anche se era stato ritenuto positivo, sarebbe di gran lunga migliore.
I veri periti minerari sono quelli che non hanno paura di viaggiare, sia sul suolo nazionale, sia sul suolo internazionale, andare all'estero, eccetera, no? Chiaramente i tempi sono molto cambiati, oggi lo spirito di uno che gira è diverso perché c'è sempre un legame molto tangibile con, con il punto di partenza, no? Per cui io direi che il vero perito minerario è una persona che è abituato a stare fuori casa, no? Almeno se vede la propria professione in veste di tecnico. Se invece deve fare l'amministrativo, deve fare l'impiegato, allora va tutto bene, perché lì è chiaro che si stringe anche il cerchio di intervento, oppure uno si trasferisce e dopo cambia completamente la residenza. Dispiace che i numeri si sono sempre più ridotti, per cui sembra che si abbia poco peso professionale, perché appunto non c'è divulgazione, no? Cioè, se anziché esserci all'istituto di Agordo una classe o due classi, ce ne fossero tre o quattro classi, ci si farebbe conoscere meglio, si avrebbe più voce, diciamo, in capitolo, anche quando dobbiamo chiedere qualcosa, anche per avere una forza, cioè più forza qualitativa, no? Perché il numero a volte rafforza quello che è la posizione di una figura.